Diciamo che l'idea sul piano politico è buona e noi riteniamo di sottolinearne questo aspetto, quindi va dato atto che questa iniziativa va sostenuta. Il problema è che bisogna essere conseguenti poi e uno degli elementi di partenza che si notano immediatamente appare poco incoraggiante, nel senso che il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio, quindi organo esecutivo e organo legislativo della Regione Veneto, hanno detto che per ragioni di opportunità non hanno potuto sottoscrivere questa iniziativa. Io penso, per esperienza anche di altre realtà europee, penso alla Catalogna, sono proprio il capo del governo e il capo dell'organo legislativo i primi ad alzare la bandiera di una istanza poi di democrazia, perché non è la richiesta di indipendenza, è la richiesta di poter esercitare un atto di consultazione democratica sul tema dell'indipendenza. Quindi un aspetto positivo e uno meno positivo. Noi appoggeremo ovviamente ogni iniziativa, il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i sindaci, rilanciando, come stiamo facendo, la proposta della assemblea permanente delle municipalità, quella che chiamiamo con l'acronimo AMI Veneto, appunto Assemblea delle Municipalità per l'Indipendenza, perché i sindaci saranno i protagonisti del cambiamento assieme ai cittadini. Saranno i sindaci ad andare oltre quelli che sono i limiti della legge senza violare il diritto, questo è l'aspetto molto interessante, come scriveva anche Michele Ainis recentemente sull'Espresso, dove diceva che l'iniziativa referendaria è un'iniziativa che in qualche modo interpreta quella che è la forza costituente che appartiene sempre al popolo. Quindi il referendum è un'espressione importantissima di democrazia, è la prima espressione di democrazia diretta e noi riteniamo che su questo campo saremo ovviamente a fianco, suggeritori, promotori, stimolatori del Consiglio regionale perché questo referendum s'abbia da fare.